Il boomerang. 16 gennaio 2021. Nei tempi in cui vivete, in questi tempi di rinascita, di speranza, di sofferenza, ma anche di gioia, è importante che vi stiamo vicini, perché la strada sarà breve. Chiunque voi siate, avete percorso un cammino, un bel cammino in questa incarnazione. Questo cammino non è stato sempre facile per alcuni di voi o per tutti in certi momenti della vostra vita. Ora più che mai, noi siamo qui per tenervi la mano, per mostrarvi il vostro cammino. Diciamo più che mai, perché siete veramente nei tempi delle rivelazioni. Non parliamo di Apocalisse, sapete molto bene cosa significa questa parola, ma potete anche usarla in modo diverso, in senso di crollo. State vivendo questo crollo. State vivendo il crollo di un sistema, il crollo di una intera civiltà. Tutte le basi istituite da così tanto tempo, stanno crollando. Quindi, ovviamente, coloro che si trovano sulla cima della piramide, hanno paura, essi tremano. La base della piramide si sta muovendo, e se la base di un edificio traballa, esso crolla. Coloro che sono in cima, coloro che l'hanno costruita centinaia di anni fa e molto più in là con le vostre vite, con il vostro lavoro, con la vostra energia, vi rubano tutto questo da generazioni, quindi questa base a loro sembra incrollabile, solida come cemento armato. Quello che non capiscono, è che in questa base vi sono delle anime, vi sono delle persone che amano, che iniziano ad agitarsi, e in questo edificio basta che una piccola parte di esse inizi a muoversi, per destabilizzarlo totalmente. Ovviamente, al vertice della piramide, esistono diversi livelli sui quali si trova lo stato profondo, e coloro che si trovano in cima iniziano anch'essi a vacillare, essi sentono che la base si muove sempre di più e non vogliono perdere. Non vogliono perdere il loro potere, non vogliono perdere la loro umanità, quell'umanità che rendono schiava da centinaia di anni e ben oltre. Solo questi esseri, siano essi umani o non umani, hanno perso la consapevolezza di ciò che realmente è il divino. Essa è sepolta sotto strati di veli diventati sempre più spessi. Hanno fatto la loro scelta. Quindi, siccome non hanno nessuna coscienza di cosa può essere la base, di cosa può essere la coscienza umana, l'amore umano, si credono ancora potenti. Certe cose gli sfuggono e questo gli fa un po' paura. Essi hanno saputo mettere su di voi questa vibrazione di costante paura, ma come un boomerang, torna loro indietro. Poiché adesso è un tempo nuovo, ciò che hanno creato, torna loro indietro. L'umanità ha gestito più o meno bene queste paure, perché la base della piramide si è abituata a gestire le paure generate dai governanti. Quindi voi vi siete abituati e potete relativamente affrontarle, mentre gli esseri che sono sulla cima della piramide, che sono sempre stati i leader, i potenti, pensano di essere come Dio. Essi del resto non lo conoscono, non lo vogliono conoscere. Conoscono l'ombra e la sua potenza, ma non conoscono la grande, immensa potenza di Dio. Quindi, su quale strada si dirigerà ora l'umanità? Non diremo nulla su quanto sta per succedere. Vi diciamo, con assoluta certezza che, qualsiasi cosa succeda, la luce vincerà. Il piano dell'ombra è la totale mancanza di rispetto per la vita, la manipolazione dell'essere umano, del suo genoma, della sua coscienza, di tutto ciò che è sacro nell'essere. Vuol fare dell'uomo, un uomo bionico, un uomo artificiale, un uomo privo di anima, perlomeno è ciò che pensa. Se non ci riuscirà, potrà applicare la politica della terra bruciata e divertirsi nel distruggere. Coloro che lavorano per l'ombra, credono di poter distruggere il maggior numero di esseri umani sulla terra, perché non conoscono realmente l'avversario che hanno di fronte. Cosa vedono? L'umanità terrorizzata, l'umanità obbediente, che non sa dire di no, un'umanità che ha totalmente abdicato e che, al limite, rifiuta la propria libertà. Quindi,
credevano e credono ancora di vincere, perché non sapevano, e ancora non lo sanno, che al di là dell'umanità, c'erano e c'è la grande fratellanza galattica, esseri di altissimo livello, come i grandi esseri di luce, i vostri fratelli galattici, le vostre guide, eccetera, vale a dire tutti coloro che hanno il compito di proteggere la vostra terra. Essi ne hanno un leggero sospetto, ma non li temono, perché percepiscono solo l'onnipotenza dell'ombra, non sono in grado di percepire l'onnipotenza della luce. E quanto amore! La forza dell'amore di della luce è talmente fuori dal comune che non potete nemmeno immaginarlo. Se, all'improvviso, la luce volesse annientare o trasformare tutto ciò che non è luce in luce, sarebbe la fine. Voi potete essere distrutti dall'ombra, ma potete anche essere distrutti da troppa luce, se non avete una frequenza vibratoria sufficiente per integrare e vivere questa luce. Riguardo a ciò che vi abbiamo appena detto, comprenderete che prima di passare in una dimensione superiore, in un mondo d'amore, in un mondo di fraternità, in un mondo 100 volte più luminoso del vostro mondo attuale, è necessario che ci sia una preparazione in ciascuno di voi. Dovete prepararvi alla vibrazione amore, alla luce che illuminerà questo mondo. Se non fate questo, semplicemente non potrete viverci. Dovete capire che dovrete andare su questo nuovo mondo senza nessun bagaglio. Potrete conservare i vostri ricordi, ma non potrete avere bagagli materiali. Nel nuovo mondo, nulla sarà come nel mondo attuale nel quale vivete. Non vi saranno più le stesse nozioni di vita, di libertà, di progresso, nemmeno a livello spirituale, perché tutto sarà totalmente diverso. I parametri di vita saranno completamente differenti. Allora, per poterci andare liberamente, bisogna lasciare andare. Bisogna mollare la presa con tutta la sofferenza che avete potuto vivere. Andate in questo nuovo mondo nella totale fiducia e nella fede, chiunque voi siate, qualunque cosa abbiate potuto fare,